Vuoi un sottofondo musicale? Vuoi qualcosa? Vuole, ho capito. Già si è detto tanto, Sì. che domande devo fare? No, per fare una domanda. Dimmi un difetto del mister, Già sono stati interrogati loro. Sì, prova a interrogarli che tu hai il microfono, i tuoi compagni ora sono lì. Non so, posso insultare quel signore lì, nascosto lì, il prof. Il prof, dov'è il prof? Ecco, portiamo il microfono al prof, Dennis, vai. Ovviamente lasciamo lo spazio a loro, se volete fare delle domande potete farle anche voi, ci mancherebbe. Mi piacerebbe sapere cosa pensa di questa stagione, prof. È una domanda diversa questa? No, giusto, è bella, è una domanda diversa. Come inizio? Prof, se anche il nome e cognome così magari... Sì, Marin Alan. Prego, prof. Chi? Tutto attaccato o staccato? Ha staccato. Staccato, vero. Ha staccato la spina. Come ieri. Prego, la risposta. Abbiamo poco tempo, dai. Sì, pochissimo. È stata una bella stagione, però. È stata una bella stagione, iniziata bene, culminata meglio. Anche grazie a lei, prof, che ci ha dato il carburante. Vabbè, andiamo avanti. Signor D'Ambrosio. Microfono ad Ambrosio. Anche da lei vorremmo sapere cosa pensa. No, io non penso più di tanto. Io lavoro, opero, sono contento di aver lasciato momentaneamente la Federcalcio e gli arbitri e dare una mano al nuovo Calcio Padova. Loro mi fanno sempre dispetti, Il tabellone, tanti errori quest'anno. Molti errori. E abbiamo rotto anche qualcuno. Il tabellone non è colpa mia perché non tiene la memoria di due sostituzioni contemporanee. Strano, per una è semplice. Una è semplice, due è difficile. Quindi non tiene la memoria, l'abbiamo già regolato, sistemato, abbiamo pochissimo arrosato. tempo. Andiamo da Vice Baron, grande massaggiatore dei biancoscudati Padova. Buonasera a tutti. La domanda è sempre quella, cosa pensi? No, era per capire la domanda. La domanda. Cosa pensi? Io penso che abbiamo centrato in pieno il nostro traguardo, ci eravamo prefissati fin dall'inizio e devo dire che io sono super orgoglioso di poter far parte dei biancosudati Padova, del calcio Padova. Perché ridono quei tre mascalzoni dietro lì? I quadri chi sono? No, quelli purtroppo hanno una malattia. Sì, che malattia hanno? Non lo so, quindi andiamo avanti. Vogliamo ricordare i nomi anche così? Riquadriamo quello che sta continuando a ridere è Matteo Dionisi. Matteo Dionisi. Ha cominciato il 5 agosto e ancora ora ride. Sì. E quello in mezzo, dietro a Sentinelli? Quello nasce come poeta, poi entra in politica. Quello è Cristian Ciccioni. Ciccioni vuole fare una poesia, vuole raccontare una poesia, ma non so. Niente. E invece il grande Ilari vero? Il magico. Il magico. Vabbè. Cioè, chi è il più mattacchione nello spogliatoio, il più birbantello? Beh, non lo dicono mai però. C'è Nicola Petrilli, c'è Mattin, c'è Davide che picchia tutti. Sì. C'è Cristian, c'è Gustavo, cioè tutti, dai, tutti. È bello proprio per questo. Sì. Cioè proprio è uno spasso. E come passate? Siete un gruppo anche fuori delle partite, cioè vi trovate assieme in compagnia? So che il Rullo organizzava delle cene, mi sembra, non vorrei sbagliare. No, non era lui. Non era lui che organizzava, no? Non ha organizzato la grigliata. Era Zanetti quello. Ah, casa di Nichel, ho capito, casa di Nichel. Mi sembrava carne argentina, pensavo di quelle cose lì, insomma, più o meno. No, per carità. No, sempre carne italiana, però casa di Nichel era comunque. Casa di Nichel, sì. Ho sbagliato. Allora, nessuno c'era il più birbantello dello spogliatoio, insomma, così. Martin, conosciamo. Martin ha preso i meriti, è quello che ha fatto il gol decisivo. Birbantello. E allora è meglio di così, dunque non può farlo lui. C'è Nicola Petrilli che anche lui scherza tantissimo. Sì, ma dunque tutti scherzoni, ma dicevo quello che ho capito che sei tu, dai, quello un po' più birbantello, ho già capito che tu sei quello che recuperi. Petrovic mi sta guardando sempre peggio, non vedo la trasmissione davvero, perché dai il microfono un po' al portiere, mi sta guardando sempre peggio. Fabrizio, la responsabilità è tua, è vero o no? No, non guardo male. No, ecco, mi raccomando, intanto rimani che l'anno prossimo adesso, dunque va bene. Vuoi rimanere a Padova? Ti piacerebbe rimanere a Padova? Cosa avete provato quest'anno a Padova con i tifosi, con quello?
che avete No, passato. è un anno insomma. fantastico, non posso dire niente altro, quindi abbiamo raggiunto il nostro obiettivo, quindi ne siamo contenti adesso.